Chiusura con gusto per la 34esima festa del radicchio di Rio San Martino. La festa della solidarietà, che quest'anno attraverso i suoi eventi ha raccolto 23.000 euro per i comuni della Riviera del Brenta, ha concluso il suo programma con la tradizionale sfida tra gli istituti alberghieri, l'8º Challenge Rio San Martino. Il concorso, organizzato da Proloco di Scorzè e Gruppo Amici del Radicchio, in collaborazione con Regione Veneto, ha visto confrontarsi ai fornelli gli studenti di 4 istituti alberghieri, impegnati a declinare in cucina il sapore dei radicchi IGP del Veneto, all'insegna del tema Nutrire con gusto, ispirato a Expo 2015. Tutti i ragazzi, 4 ragazzi, 2 di sala, 2 di cucina, si stanno confrontando, si sono confrontati e stanno presentando il loro piatto, il loro cocktail e il loro abbinamento del vino al piatto. Uno spettacolo incredibile, una valorizzazione del territorio e del prodotto dei radicchi IGP veneti. Decretiamo allora la classifica. Allora, quarto classificato l'Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto, terzo classificato l'Istituto Alberini di Treviso, secondo classificato la Scuola di Ristorazione DF di Valdobbiadene e primo l'Istituto Musatti di Dolo. A decretare i vincitori una giuria gustativa composta da chef e vari esponenti del mondo enogastronomico, presieduta niente meno che da Alfredo Pelle, accademico italiano della cucina. Un giudice prestigioso a conferma del valore di un evento che sa valorizzare attraverso le nuove generazioni i prodotti tipici del territorio. Noi della Proloco abbiamo 4 grosse feste qui nel nostro comune, che partono dall'asparago, partono dal biso, partono dal pomodoro, partono e finiscono con il radicchio, senza contare altre manifestazioni che facciamo nel territorio. Ma questo, i nostri volontari vogliono mettere in evidenza tutte quelle peculiarità che abbiamo nel nostro comune di Scorzè, che stanno a significare quanta cultura del territorio abbiamo e promozioniamo.